la pandemia ci riconsegna un panorama di difficoltà che non pensavamo neanche probabilmente di avere, a partire dalla medicina territoriale di base, la sua capacità di reazione, il personale sanitario, un sistema che funzionava è messo in crisi in questo momento. E poi mi verrebbe da dire il secondo grande tema, il lavoro, anzi i lavori. L'emergenza ha amplificato le diseguaglianze esistenti nel mondo del lavoro, scavando, accentuando il solco tra chi è più e chi è meno protette. Le diseguaglianze tra chi ha un contratto stabile e no, tra i lavoratori pubblici e i lavoratori privati, fra i lavoratori maschi e le lavoratrici femmine, tra chi ha un contratto di lavoro dipendente e chi un lavoro autonomo. Ecco dunque, secondo me, questa manovra non avviene nell'ordinaria, ma si colloca dentro una crisi di persistente, preoccupante, crescente emergenza sanitaria che ha evidenti e pesanti risvolti sulla vita economica e sociale delle persone. E quindi c'è la necessità di una risposta sanitaria, e su questo stiamo lavorando, ma c'è anche un'urgenza di risposte sul piano economico e sociale, affinché ad una pandemia, quella della salute dei cittadini, non si sommi un'altra pandemia, quella delle diseguaglianze e della povertà. Quindi noi pensiamo che questa manovra avrebbe dovuto essere disegnata in maniera completamente diversa. Occorrono interventi di sostegno alle categorie economiche più danneggiate dalla crisi e interventi di sostegno alle categorie sociali più danneggiate nella loro fragilità. E io penso che la fase in cui la Regione si limiti ad indicare i problemi al Governo e a sperare che il Governo ci dia le soluzioni è una fase che deve finire. Abbiamo 30 milioni di euro, abbiamo un mese di tempo davanti, a nostro giudizio avrebbero dovuto essere impiegati con questo tipo di finalità. Questo tipo di manovra ci saremmo aspettati in questo fine d'anno, una manovra in grado davvero di destinare le risorse libere alle vere emergenze, quelle che non hanno più tempo, quelle che si fondano sulle preoccupazioni e sulle angosce, quelle che servono semplicemente davvero ai veneti. E invece purtroppo non è così. Non ci sono ristori straordinari per le imprese, non ci sono contributi per commercianti e terziario, non ci sono sovvenzioni per gli operatori turistici, non ci sono i sostegni aggiuntivi per i lavoratori. Io credo che questo sia il tema vero. Un assestamento di bilancio in cui ci sono gli assessori e le loro quote, ma non ci sono i veneti. Un assestamento di bilancio in cui ci sono gli equilibri finanziari, ma non ci sono, a nostro giudizio, le preoccupazioni vere delle persone. Ma dico che rispetto a ciò che è stato fatto ci si poteva aspettare qualcos'altro. Le faccio un esempio molto concreto. Avete costruito un bando per i contributi a supporto delle piccole e piccolissime imprese per il commercio e per i servizi. Un meccanismo che ha funzionato benissimo in coordinamento con le Camere di Commercio, un meccanismo che ha funzionato benissimo e che è andato a coprire un settore che la normativa statale aveva lasciato scoperto. Ci avete messo anche un po' di risorse, peccato che delle domande giunte e autorizzate sono state liquidate soltanto il 50%. Allora, avete già lo strumento, avete già il meccanismo con cui erogare queste risorse, sapete che ha funzionato, avete individuato dove non erano arrivate mai le risorse e lo lasciate lì, con il 50% delle piccole e piccolissime imprese che avevano diritto al contributo e che non l'hanno ottenuto perché erano finite le risorse. Ho fatto un esempio, ma potrei farne a decine di settori e di interventi che avremmo potuto rifinanziare con questa manovra di assestamento e che invece abbiamo deciso di lasciare lì. E c'è il tema, lo dico anche all'assessore Calzavara, ma a tutta la Giunta, che serve un po' di coerenza tra ciò che si chiede al Governo e ciò che poi finalmente si fa quando ci sono le condizioni per farlo. Perché al netto delle capacità, delle efficienze, delle correttezze degli interventi, il Governo ha fatto il Cura Italia, il decreto rilancio, il decreto ristori, il decreto agosto,
il decreto ristori e il decreto ristori bis, e non è che poi il governo si è messo a dire ma guarda tutto quello che abbiamo fatto quest'anno adesso basta, perché voi giustamente e tanti altri avete chiesto al governo ancora, perché se c'è bisogno si fa, e quindi via con il ristori ter e anche il ristori quater, perché finché i cittadini hanno bisogno e se ci sono i soldi per farlo si fa. Questa è la nostra posizione. Faccio un altro esempio: il trasporto pubblico locale. Potete lamentarvi finché volete che non avete avuto abbastanza soldi da Roma per le corse aggiuntive del trasporto pubblico locale. Dopodiché però, siccome siete legislatori regionali, finite di lamentarvi, mettete le mani nel portafoglio e se davvero il problema è solo di risorse, le mettete voi e garantite alle studentesse e agli studenti veneti di poter tornare a scuola in sicurezza. E non serve l'autonomia, servono i soldi. I soldi. Lasciamo parlare la collega, grazie. E siccome servono i soldi, e questa volta i soldi ci sono, bisognava decidere come spenderli. Aggiungo che questi 29 milioni non sono il risultato di uno sforzo di risparmio che questa amministrazione ha messo in campo. Non è che arriviamo a questo assestamento perché abbiamo evitato gli sprechi o costruito le condizioni per concentrare le risorse e averne a disposizione. Abbiamo questi 29 milioni per il 2020 grazie a un'operazione prettamente finanziaria che ci ha consentito di svincolare delle risorse che erano bloccate in un fondo, in una sorta di riserva. E allora, se è un'operazione meramente finanziaria, se arrivano questi soldi senza quasi che ci sia stato uno sforzo per ottenerli, mi chiedo cosa sarebbe accaduto senza la manovra che consentiva di liberare 161 milioni del fondo crediti dubbi esigibilità. Non è che ce ne sarebbero avanzati 30, ce ne sarebbero mancati 130, quindi sarebbe interessante approfondire anche questo. Con questi 30 milioni noi avevamo due strade davanti, entrambe legittime. Una è quella che ci proponete voi, una è quella che avremmo realizzato noi se fossimo stati al vostro posto. La prima è purtroppo per i veneti in questo momento è così, ha ragione. La prima è quella di costruire una manovra ordinaria, riprendendo, copiando ed incollando gli interventi che c'erano nel bilancio di assestamento del 2019, identici, milione più, milione meno. Oppure quello che chiedevamo noi, costruire un'operazione strategica di supporto per le imprese e i cittadini veneti che dentro questa pandemia, a differenza di qualcun altro, il costo e il conto lo stanno pagando e lo stanno pagando duramente. E magari fare questa operazione strategica individuando 2, 3 interventi su cui concentrare le poche risorse libere che ci sono. Trasporti, sanità, lavoro, imprese, famiglie. Ne potevate scegliere uno qualsiasi, andava bene. Invece avete scelto le Olimpiadi, avete scelto la promozione turistica e avete scelto cose importanti ma che in questo momento non sono esistenziali per i cittadini. E infine, e chiudo, c'è il tema del fattore tempo, perché me lo potete dire che aspetteremo di vedere cosa c'è nel bilancio di previsione. Ma l'iter del bilancio di previsione è appena iniziato e la disponibilità di quelle risorse non ce l'avrete prima del mese di gennaio. E in questo mese e mezzo le imprese che sono chiuse, i commercianti che non vendono, gli operatori turistici che non lavorano, aspettano la sessione di bilancio della Regione del Veneto. Guardate, io ve lo dico con tutta la sincerità del caso, e sarebbe bello che anche qui, come avviene in altri livelli istituzionali, le forze politiche trovassero un terreno di confronto, non tanto sul cosa fare, ma sull'argomento condiviso, e cioè lo sostegno ai cittadini. Io ve lo dico, a nostro giudizio una manovra economica come quella che ci proponete oggi, non dico che sia dannosa, è inutile,
non dà nessun supporto alle vere emergenze che noi vediamo e che negli interventi abbiamo cercato di raccontarvi. Quindi, ripeto, un conto è non essere nelle condizioni di fare, ma quando si decide di non fare c'è una responsabilità di cui è giusto assumersi il peso.